Quando si assume una responsabilità amministrativa, la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica e così deve essere, ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. Le prime parole da neogovernatore del Veneto le aveva dedicate a nonna Paola, che proprio domenica sera era stata male mentre lui stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita. Alberto Stefani aveva rivolto un pensiero a lei e a tutti i nonni che sono colonne portanti della vita dei nipoti. 2 giorni dopo la vittoria alle regionali, nonna Paola è mancata. L'annuncio attraverso i social proprio di Alberto Stefani con un messaggio pieno di amore e gratitudine. Voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d'animo, dell'umiltà, della semplicità, della concretezza, ha scritto il neopresidente della Regione Veneto, valori che pochi minuti dopo la vittoria aveva detto aver caratterizzato tutta la sua campagna elettorale. Per me sarà sempre così, perché gli insegnamenti e i valori che mi sono stati dati sono gli stessi valori che ho usato in questa campagna elettorale e ne sono assolutamente felice, soprattutto di poterli portare avanti. Il valore della gentilezza, del rispetto degli altri, dell'umiltà, della laboriosità e soprattutto la capacità di poter essere sempre al servizio delle persone. Nonna Paola come esempio da seguire anche nelle azioni, come la scelta di visitare una casa di riposo come prima uscita ufficiale da governatore. In queste ore, nel messaggio sui social, è il cuore di un nipote però che la ricorda. Avrei voluto vivere almeno un'ora di questi giorni con te, farò fatica a capacitarmi di questo, ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto e il tuo sorriso poco prima di non vederci più. Grazie nonna, ti voglio bene, ha scritto Stefani. Dalla politica il cordoglio è arrivato al neopresidente, anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, da Luca Zaia e dal sottosegretario Andrea Ostellari.